Questo è il videoclip che vi proponiamo, cela messaggi di vita reale, come ognuno di noi si è impegnato in una sorta di missione contestualmente al periodo storico vissuto, girato dalle sapienti mani di Federico Dallicardillo, recitato da vari artisti, tra cui Giuseppe Gioppino Crapanzano, Peppe Trupia Angelo, di una bellissima Italia interpretata da una giovanissima Maria Grazia Seminero e da tanti altri amici attori che hanno seguito Bennica nel concreto sviluppo dell'opera, arrangiato e registrato negli studi di Carmelo Gallo, girato tra Agrigento, Favara e Siculiana. Ladri, brutti e bella intelligenti sono i politici alla guida dell'astronave dei partitici. Questa notte vorrei fare una telefonata che duri un secolo alla mia amata. Questa notte vorrei fare, leggere e scrivere musica per salvare il mondo da questa sorda atomica. Ma che stai a fare? Se musica non sai fare, ma che stai a fare? Di che musica vuoi campare? Però colpa della criptovaluta, soldi veri non ne ho. Telefonami tu, che milioni non ne ho più. Telefonami tu, che soldini non ne stampo più. Colpa delle 1000 troppe intercettazioni, che ti scordi un attimo e ti perdi 10, 9, 8, 7 mila milioni. Era meglio la cabina col gettone a tempo che le videochiamate delle amanti truccate con il filtro dell'attrice del momento. Il giocattolo si è rotto, le tariffe fanno il botto. E poi tu sei uno schianto, aspettando arriverà quel tormento che mi dà il sapore della tua immunità. Democrazia assente, anarchia al presidente, ambasciatore a malincuore, in missione per amore. Quanto costa la pace? Guadagnando con la guerra. Quanto costa la guerra? Per guadagnarsi un po' di pace. Però io la fame del mondo la salverò. Telefonami tu, che milioni non ne ho più. Telefonami tu, che redazionali non me ne scrive più. Primo piatto al ministro, scusi ancora se insisto, l'ho votata al ballottaggio, vivo solo d'aggiotaggio, lei è premio oppure no? Se mi dà il suo numero la vorrei chiamare e mandarle un po' di stighe dell'umore del suo popolo, da Roma fino a Romolo, la spesa crescente alla borsa calante, alle stelle carburante, mi assume oppure no? E poi tu sei uno schianto, aspettando arriverà quel tormento che mi dà il sapore della tua immunità. Non sono produttivo, però mi sento vivo. Non sono produttivo, però mi sento un divo. Telefonami tu, che milioni non ne ho più. Telefonami tu, vorrei averti accanto per non chiamarti più.